Un altro tema caldo a Bassano è il progetto di un campo da golf col boschetto. Nel dibattito interviene il consigliere regionale della Lega Nord Nicola Finco che chiede al sindaco Cimatti di ripensarci. Il sindaco sta spingendo moltissimo su questa iniziativa privata nonostante la contrarietà di buona parte dell'amministrazione comunale. Non so se il suo dovere come primo cittadino sia quello di fare gli interessi del privato oppure fare gli interessi della collettività. Non usa mezzi termini il consigliere regionale della Lega Nord Nicola Finco sul progetto per la realizzazione di un campo da golf a Tre Buche e annessi edifici sul Col Boschetto. Un'opera che deturperebbe una delle zone naturalistiche più belle di Bassano, afferma, una scelta incomprensibile anche per parte dei consiglieri che sostengono la giunta Cimatti, e lancia un appello al primo cittadino perché si confronti con la propria maggioranza e con i cittadini per rivedere la propria decisione. C'è una grande confusione soprattutto all'interno della maggioranza. Noi ancora 1 anno e mezzo fa abbiamo iniziato questa battaglia a tutela del nostro territorio per tutelare una delle terrazze naturali più belle di Bassano, ma questa amministrazione e la maggioranza ha voluto andare avanti con questo progetto scellerato. Io mi auguro che nelle prossime settimane la maggioranza riveda le proprie posizioni perché non possiamo permettere altra cementificazione del nostro territorio. A Sarcedo per il progetto di un campo da golf di 18 buche si è assistito ad una levata di scudi da parte delle associazioni ambientaliste, le stesse che ora brillano per il loro silenzio sulla vicenda di Col Boschetto. Gli ambientalisti sono spariti totalmente e questo fa capire che queste associazioni sono molto spesso politicizzate, intervengono quando vogliono e solamente per tutelare i loro interessi. I problemi di bilancio dei comuni senza l'introito dell'IMU c'è chi è riuscito a fare i salti mortali.